Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Ho dovuto rinunciare a curarmi, la storia di Loredana che non riesce a comprare i farmaci per alleviare i dolori. Sospeso un bimbo autistico di 11 anni che avrebbe palpeggiato una compagnetta nelle parti intime. I genitori pronti a denunciare il caso in procura a Messina. Dopo 3 giorni di agonia è morto l'operaio sessantenne caduto da un'impalcatura mentre lavorava in un cantiere del Policlinico di Palermo. Rese note le motivazioni della bocciatura della Corte dei Conti sul ponte, violazione dell'habitat naturale, modifiche contrattuali e mancato parere dell'autorità di regolazione dei trasporti. Intanto i sindacati denunciano 2.500 posti a rischio nel caso di costruzione del collegamento. Palermo è una città insicura, l'allarme emerge da un sondaggio effettuato dagli studenti di un liceo. 8 persone su 10 hanno paura, molti hanno cambiato abitudini. Occupazione di suolo pubblico, auto sui marciapiedi e scooteristi senza casco. Il blitz della Polizia Municipale invia plebiscito a Catania, il vicecomandante dice è solo l'inizio. Laurea honoris causa in giurisprudenza a Paola Cortellesi per il suo film C'è ancora domani. All'Università di Messina una stele per ricordare le 2 studentesse vittime di femminicidio. Calcio, riconquistata la testa della classifica, il Catania a Picerno proverà a consolidare il primato. Toscano dice serve dare il 100%. In apertura vi raccontiamo la storia di Loredana, una mamma palermitana di un bambino di 11 anni costretta a non curarsi perché i farmaci sono troppo costosi. L'ha incontrata Marco Cullà. Io ho dovuto rinunciare a dei farmaci per comprare i vestiti a mio figlio, comprare Un bimbo autistico di 11 anni è stato sospeso dalla scuola per aver palpeggiato una compagnetta, ma i genitori sono pronti a denunciare il caso in procura. Sentiamo Roberta Lunghi. Un bimbo di 11 anni, portatore di spettro autistico grave, sospeso per 5 giorni, da una parte, una compagnetta di classe toccata nelle parti intime dal bambino, dall'altra. 2 minori da tutelare, fatto assodato, ma la storia è diventata un caso a Messina, all'Istituto Comprensivo Manzoni, Dina e Clarenza, per la scelta del dirigente scolastico Bonardelli di infliggere a quel piccolo una sospensione con obbligo di frequenza attorniato da un gruppo di sostegno e persino dai genitori che hanno rifiutato. Per il garante dei diritti dell'infanzia del comune di Messina, una cosa incomprensibile. Non è possibile proporzionare e comprendere un provvedimento del genere nei confronti di un ragazzo che non ha la percezione del provvedimento ricevuto. I fatti circa 10 giorni fa, nel racconto telefonico della mamma del bambino, il figlio era steso per terra in classe e la compagnetta per passare ha dovuto attraversarlo. In quel momento il tocco incriminato che a distanza di giorni al netto di responsabilità rimpallate sulle figure di sostegno presenti, la decisione della sospensione giunta dopo giorni per la famiglia è inaccettabile. Andrò alla procura di Messina per denunciare ciò che è accaduto, ci risponde accorata la mamma che si sente umiliata. A me mi dispiace per l'accaduto della bambina, ma io non so cosa dirle, perché non siamo noi genitori responsabili, ma sono responsabili quelli della scuola, perché una volta che mio figlio entra a scuola, la responsabilità del ragazzino sono loro. In una lettera congiunta il garante dell'infanzia amante e quella dei disabili, Tiziana De Maria, hanno chiesto la revoca della sospensione. Dal canto suo il direttore scolastico provinciale Zingales comunica di essersi tempestivamente attivato, richiedendo la relazione su quanto accaduto al dirigente scolastico. Il bimbo, che in quella scuola ormai è inserito da 6 anni, oggi era in classe, con il peso di una sospensione che per lui di certo un peso non è. Dopo 3 giorni di agonia è morto l'operaio sessantenne caduto da un'impalcatura mentre lavorava al Policlinico di Palermo. Simona Mazzone.
Era rimasto gravemente ferito 3 giorni fa, cadendo da un'impalcatura al 3° piano in un cantiere edile del Policlinico di Palermo, ma l'emorragia cranica che aveva riportato non ha lasciato scampo a Giuseppe Salvatore La Rosa, operaio di 60 anni, originario di Belmonte Mezzagno. La Rosa era ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Sull'accaduto indagano i carabinieri e tecnici dello Spresal dell'azienda sanitaria provinciale di Palermo. Il comune di Belmonte Mezzagno ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Si tratta dell'ennesimo incidente sul lavoro dai contorni poco chiari. Saranno infatti le indagini a determinare cosa sia successo lunedì scorso, quando La Rosa è precipitato da un'altezza di circa 10 metri. I familiari dell'uomo hanno sperato fino alla fine, ma le profonde lesioni riportate nella caduta non hanno lasciato scampo all'operaio. La direzione del Policlinico di Palermo, si legge in una nota, alla luce del grave incidente avvenuto proprio in un cantiere dell'ospedale, esprimendo cordoglio ai familiari, conferma la piena collaborazione con le autorità competenti per l'accertamento delle dinamiche dell'accaduto. I carabinieri intanto stanno ascoltando i numerosi testimoni tra colleghi dell'uomo e addetti ai lavori. Rese note le motivazioni della bocciatura da parte della Corte dei Conti del ponte sullo Stretto, violazione dell'habitat naturale, modifiche contrattuali e mancato parere dell'autorità di regolazione dei trasporti. Intanto i sindacati denunciano 2.500 posti a rischio nel caso di realizzazione dell'opera. Manlio Viola. Il ponte sullo Stretto non si deve fare, non soltanto per gli stop imposti dalla Corte dei Conti. Secondo uno studio della CGIL nazionale, partito dalla Calabria, sono più i danni economici e materiali che il ponte porterà che non i vantaggi. Proprio secondo il sindacato, ogni mese passano per lo Stretto di Messina da 2 a 4 navi portacontainer di grosse dimensioni, oltre i 65 metri di altezza, che non potranno più passare. Questo, dice il segretario nazionale confederale Gino Giove, ci farà perdere da 20 a 30.000 container a settimana se si aggiunge al traffico ordinario destinato al porto di Gioia Tauro e agli altri porti dell'area. A questo danno vanno aggiunte le navi da crociera che non passerebbero più e i ben 2.500 dipendenti della Traghetti dello Stretto che perderebbero progressivamente il lavoro. Inoltre la stima di 14 miliardi di costi per la realizzazione sarebbe insufficiente e il prezzo potrebbe lievitare fino a 20 miliardi. Per questo la CGIL annuncia che parteciperà al corteo No Ponte di sabato, una manifestazione durante la quale sarà ribadita la richiesta di definanziare l'opera e restituire ad esempio alla Sicilia 1 miliardo e 300 milioni di fondi FSC che possono cambiare il volto delle strade isolane. Tutte obiezioni già smentite dagli studi di fattibilità, dicono dallo Stretto di Messina. Unico tema resta la riconversione dei lavoratori dei traghetti che perderanno una parte consistente del traffico. Se ciò che dice la CGIL fosse vero, dicono invece dalla Lega, significherebbe comunque che mentre il mondo corre il sindacato vuole che il Sud Italia resti indietro e magari torni a lavorare la terra con la zappa e con la vanga per mantenere il numero dei braccianti agricoli, invece di pensare a prepararci al lavoro del futuro. Palermo non è una città sicura. L'allarme emerge da un sondaggio effettuato dagli studenti di un liceo della città. Simona Mazzone. 8 persone su 10 non si sentono al sicuro in città. In molti hanno cambiato le abitudini dopo i recenti fatti di cronaca e cresce il numero dei giovani che va in giro con strumenti di autoprotezione. A Palermo è allarme sociale, secondo un sondaggio effettuato su un campione di un centinaio di cittadini dagli studenti del liceo classico Meli nell'ambito di un progetto su giornalismo e informazione. I ragazzi hanno interrogato coetanei e adulti, ponendo alcune domande dopo gli ultimi episodi che hanno sconvolto l'opinione pubblica, come l'omicidio in centro città di Paolo Taormina e la strage di Monreale con 3 giovani assassinati. Il dato più evidente è che oltre il 72% degli intervistati ha ammesso di aver modificato le proprie abitudini quotidiane. C'è chi preferisce non andare in giro la sera, chi evita determinate zone, chi rinuncia ai mezzi pubblici dopo il tramonto e chi sceglie percorsi alternativi. Come se la paura avesse preso il sopravvento sulle loro vite. I cittadini sentono che si stanno privando del loro diritto di vivere tranquillamente nella propria città, un fenomeno che coinvolge i giovani ma anche le loro famiglie. Tra l'altro i loro genitori sono preoccupati, vivono con ansia e c'è anche chi la notte lascia il proprio telefono attivo nella paura di una brutta chiamata da parte dei figli. I ragazzi sono spaventati dai loro stessi coetanei. Palermo è bella ma ferita la loro amara riflessione.
Sarebbe Aldo Ercolano, nipote dello storico boss mafioso di Catania Nitto Santapaola e suo alter ego dopo il suo arresto, il mandante del duplice omicidio degli imprenditori Alessandro Rovetta e Francesco Vecchio, uccisi il 31 ottobre del 90 nel sito delle acciaierie Megara di Catania dalla mafia per il rifiuto di cedere alle richieste di Pizzo. È la tesi della Procura Generale di Catania che ha chiesto il rinvio a giudizio dello storico capomafia di Catania, attualmente detenuto nel carcere di Oristano. A Catania, blitz della Polizia Municipale contro la sosta selvaggia e varie irregolarità in via Plebiscito. Sentiamo Tonino De Mana. Ore 8:30, scatta l'offensiva, non un'operazione qualsiasi perché in via Plebiscito a Catania non si era mai visto un tale spiegamento di forze. Necessario e più volte invocato per riportare ordine e legalità in una zona franca, quella cioè dove si poteva fare tutto. Questa volta no. Una ventina di agenti della Polizia Municipale hanno effettuato un max intervento elevando una quarantina di verbali per disparate motivazioni. Dalle auto senza revisione o sprovviste di assicurazione ai mezzi sui marciapiedi, dagli scooteristi senza casco all'occupazione di suolo pubblico e pubblicità non autorizzata. È solo l'inizio, garantisce il vicecomandante della Polizia Municipale Blasco. È l'inizio di un nuovo corso in cui la Polizia Municipale dovrà farsi sentire su tutto il territorio e non come viene spesso rappresentato falsamente sul territorio del centro della città. Elevate tante multe per il mancato utilizzo del casco, una pessima abitudine che a volte intasa persino gli ospedali. Sono ripercussioni che riguardano la sicurezza di tutti, mi dispiace anche dirlo, quando qualcuno che non usa il casco ha un incidente va a occupare un posto in neurochirurgia per qualcuno che potrebbe averne veramente bisogno e magari ha avuto la disgrazia di avere un ictus. A questa cosa non si ci pensa, però questi sono i costi sociali del mancato uso del casco. Tira un sospiro di sollievo questa commerciante che osserva quasi stupita l'operazione della Polizia Municipale. La via Plebiscito è a sé, una strada a sé, ognuno fa quello che vuole, invece un po' di ordine, speriamo che duri, che non sia una cosa saltuaria. Marciapiede libero e senza ostacoli, pedoni che percorrono senza zig-zag la strada, controlli a tappeto. Sì, è proprio via Plebiscito, a Catania. Torna la crisi idrica in 6 comuni dell'Agrigentino che restano a secco per lavori sull'acquedotto, ma non va meglio ad Agrigento dove l'acqua arriva ogni 5 giorni. Sentiamo Davide Sardo. Rubinetti a secco di nuovo nell'Agrigentino per i lavori alla condotta dell'acquedotto Fanaco-Madonie Ovest. Restano così senza acqua 6 comuni: Canicattì, Casteltermini, Favara, Aragona, San Giovanni Gemini e Ravanusa. La situazione è resa ancora più pesante perché non c'è una data per il ripristino. Non va meglio ad Agrigento dove si continua a soffrire per la condotta Colabrodo con turni per l'erogazione dell'acqua, si patiscono anche 5 giorni. Intanto ieri è arrivato l'intervento da 20 milioni di euro della Regione. Il presidente Renato Schifani ha incontrato i vertici di AICA per affrontare il nodo dei debiti verso Sicilia Acque e il rischio di nuove interruzioni e garantire continuità al servizio. Altro nodo riguarda i comuni morosi che dovranno attivare un piano di rientro. E anche qui AICA che non riscuote i soldi di 4 sindaci importanti per un totale di debito di 8 milioni di euro. Cosa intende fare per evitare che anche qui ci sono i furbi come alcuni sindaci che non pagano l'acqua che prendono per la propria collettività? E la crisi idrica non risparmia neanche il trapanese. Coldiretti Sicilia denuncia anche ieri a Castelvetrano le paratie della diga Trinità sono state aperte disperdendo acqua preziosa per l'agricoltura. Proprio come ad Agrigento manca un sistema efficiente. Coldiretti chiede di creare reti di raccolta per far arrivare l'acqua dove serve e fermare gli sprechi. Via l'erogazione dei contributi per i rifiuti ai comuni dell'isola da parte dell'assessorato regionale all'energia. 25 milioni di euro vengono assegnati per fronteggiare gli extra costi sostenuti, altri 20 vengono invece ripartiti fra gli enti locali che hanno raggiunto il 60% di raccolta differenziata. Ci fermiamo, adesso c'è una pausa e poi torniamo per parlare della laurea honoris causa alla Cortellesi.
All'Università di Messina Paola Cortellesi ha ricevuto la laurea honoris causa in giurisprudenza, mentre si ricordano le 2 studentesse vittime di femminicidio. Francesco Triolo. Un dolore che non sarà mai cancellato, un dolore scolpito in quelle 2 frasi di Lorena Quarantes e Sara Campanella, che da oggi sono nel giardino del cortile del rettorato dell'Università di Messina, 2 studentesse che a distanza di 5 anni hanno visto spezzata la propria vita dalla furia di una mano omicida. Le lacrime dei genitori hanno raccontato lo strazio che vivono ancora. Diventa un momento di memoria affinché anche tra molti anni nuovi studenti possano sapere. La commozione durante l'intitolazione è anche di Paola Cortellesi, che aveva appena ricevuto la laurea honoris causa in giurisprudenza in una giornata che l'università ha voluto dedicare alla lotta contro le prevaricazioni, contro la violenza e per i diritti delle donne. Con C'è ancora domani desideravo compiere un viaggio nel passato perché risuonasse nel nostro presente, perché fosse chiaro come, nonostante gli evidenti progressi in termini di tutele e diritti, le dinamiche che caratterizzano un rapporto di coppia che ora definiamo tossico non siano cambiate. Un film, ha aggiunto la Cortellesi, dedicato a tutte le donne che stanno cercando il proprio spazio e il proprio valore, ai ragazzi e alle ragazze che impareranno a difendere ciò che è giusto. Presentato a Catania, Gioia mia, opera prima della regista palermitana Margherita Spampinato, la storia di una zia e di un nipote e dei loro mondi diversi. Eva Spampinato. Qual è il wifi? Nessun wifi. Nico è un ragazzino di 11 anni che viene catapultato nella Sicilia senza tempo della solitaria e religiosa zia signorina Gela, una straordinaria Rory Quattrocchi, che in casa non ha tecnologia, elettrodomestici, connessione ad internet. Aspetti, non arrivavo. L'estate forzata che li costringe sotto lo stesso tetto diventa un campo di battaglia fatto di silenzi, riti antichi, leggende di spiriti, ma proprio nello scontro nasce un legame inatteso che obbliga entrambi a guardarsi dentro. Nico, Marco Fiore, affronta i suoi fantasmi, Gela i suoi ricordi congelati. Una zia zitellina che chiaramente viene un po' disturbata nel quotidiano, con le sue belle abitudini di donna sola col suo canuzzo, ma tutto sommato generosa, si presta. Io non l'avrei fatto. È chiusa, deve rimanere chiusa. Perché c'è qualcosa da nascondere? Gioia mia nelle sale dall'11 dicembre è l'intensa e delicata opera prima della regista palermitana Margherita Spampinato, con cui al Festival di Locarno ha vinto il premio della giuria e il Pardo per la migliore interpretazione femminile ad Aurora Quattrocchi. All'estero sta andando molto bene il film perché sta andando in tantissimi festival, quindi è stato in Corea, in Francia, in Spagna, in Grecia, a Budapest, insomma veramente una gioia, come dice il titolo. Gioia mia è una storia che esplora ciò che resta quando il rumore del mondo si spegne e si impara finalmente ad ascoltare. C'è una bellezza in questo essere liberi e veri. Ognuno non vuole insegnare nulla all'altro, cioè il bambino non è così tanto prepotente, semmai si lamenta, e la zia non impone proprio niente, semmai pensa di andare incontro per far uscire qualche cosa di umano da questi esseri che oggi di umano non hanno forse un granché. Solo con me? Solo con te. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva a partire dal Catania che cerca la conferma a Picerno. A tra poco. Dopo il successo con il Latina siamo allo sport, il Catania vuole confermarsi a Picerno, oggi la conferenza di Toscano. Sentiamo Marco Carli. Dare seguito alla vittoria con il Latina, nonostante gli infortuni, nonostante la gravità di ciò che è successo a Cicerelli, messo fuori causa dall'intervento di un avversario. La società richiama alla compattezza e fa valere le proprie ragioni nelle sedi opportune. Il Catania c'è e confida su tutti i suoi elementi, come hanno dimostrato per esempio Allegretto e Jimenez nel match con i laziali. Sabato è il turno del Picerno in trasferta. I rossazzurri, lontano dal Massimino, hanno raccolto meno, qualche volta abbassando il tenore delle prestazioni, come a Casarano o a Cosenza.
Toscano fa quadrato, il Catania è lì, in testa alla classifica e vuole restarci. Noi non dobbiamo entrare di nuovo nel campo di partite che noi abbiamo affrontato con un livello più basso del nostro solito livello, che sia Casarano, che sia Cosenza, che sia Cerignola, ci hanno dovuto insegnare qualcosa. Il 90% non basta della nostra prestazione, sotto tutti i punti di vista, devi fare il 100%. La formazione post-infortunio di Ciccerelli ha dato garanzie contro il Latina, ma Toscano confida sul ritorno di Quaini. Quest'ultimo potrebbe giocarsi il posto con Allegretto, mentre dovrebbero essere confermati Corbari, Jimenez e Forte. Cosa che ho detto oggi ai ragazzi, che per sopperire a questi calciatori chi è a disposizione deve fare qualcosa in più per riempire quel vuoto. Domenica pomeriggio in campo invece Siracusa e Trapani. Sentiamo Francesco Triolo. Un clima decisamente più sereno, la voglia di continuare a muovere la classifica, il bagaglio che il Siracusa si porterà sull'aereo per la Lombardia è fatto di motivazione ed entusiasmo. Domenica contro l'Atalanta Under 23 la squadra allenata da Marco Turati vuole continuare lungo la striscia dei risultati positivi dell'ultimo periodo. Il tecnico può contare su tutti i giocatori, non c'è alcun squalificato e la buona notizia è anche quella che Alma ha ripreso ad allenarsi con la squadra e seguirà quindi il processo di avvicinamento al rientro in campo dopo l'operazione al crociato. La formazione dovrebbe essere la stessa della gara contro l'Altamura, con il ballottaggio Parigini-Valente che già nell'ultima gara è partito dalla panchina per un problema alla spalla, e un altro ballottaggio può essere quello tra Guadagni e Di Paola. A Trapani invece la partita contro il Monopoli può essere uno spartiacque, c'è sempre l'attesa per la sentenza del Tribunale Nazionale Federale che dovrà decidere sulla seconda penalizzazione per i Granata, con il rischio che possa essere anche pesante. Potrebbe arrivare già dopo la partita contro il Monopoli. Proprio per questo Aronica deve sfruttare il turno casalingo per fare punti. C'è Celeghin squalificato in difesa, si spera di recuperare Stramaccioni che ha saltato l'ultima gara per un problema muscolare. Probabile l'impiego di qualche giovane come la Sorsa già dall'inizio, del difensore Motok e dell'attaccante classe 2008 Kevin Moye. Finisce qui questa edizione, grazie per averci seguito, a tutti una buona serata. Incombe l'autunno.